Sono trascorsi 2 anni dalla tragica scomparsa di Giuliano De Setta, lo studente diciottenne di Ceggia, morto durante il suo quinto giorno di stage in un'azienda di una venta di Piave, città in cui nei giorni scorsi si è tenuta anche in suo ricordo una giornata di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Venezia preoccupa, è nella zona gialla rispetto al Veneto, che nel complesso invece è in zona bianca, con un'incidenza di mortalità inferiore alla media nazionale. La provincia di Venezia purtroppo rappresenta un'accezione negativa, con 13,3 morti per milione di occupati, dato che la pone al primo posto della triste classifica di incidenza di mortalità in regione. A dirlo l'indagine dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre sul primo semestre 2024 in Veneto, che si è chiuso con 28 vittime sul lavoro, quasi 5 decessi al mese, più di uno alla settimana. I consigli alle imprese dello Spisa in merito alla sicurezza sul posto di lavoro. Il consiglio che mi sento di dare alle aziende è quello di primo tenersi aggiornata sul cambiamento della normativa, perché tutti gli anni ci sono dei piccoli cambiamenti nelle normative che vengono apportati non perché al legislatore piace cambiare le normative, ma perché si è visto che questi cambiamenti possono determinare dei miglioramenti in termini di salute e sicurezza. E poi di investire risorse nella formazione dei lavoratori, nella formazione dei preposti e nella formazione anche di loro stessi come datore di lavoro. Di prevenzione dei rischi in ambito lavorativo se ne è parlato nel corso della tavola rotonda con Spisa, l'ULSS 4, Ispettorato del Lavoro e diverse istituzioni, organizzata da Confapi Venezia e Industria e Servizi, per tracciare il punto sugli aspetti disciplinari e ispettivi delle recenti normative. Consigli che possiamo dare di continuare a prestare attenzione a tutti gli adempimenti normativi, anche in relazione a questa nuova patente a crediti soprattutto, che tende a stimolare le aziende in un miglioramento dell'organizzazione aziendale, perché quello che manca attualmente è proprio una organizzazione, una progettazione della sicurezza